Assessore Santoro, mi pare che possiamo dire che ci sono delle novità per quanto riguarda il passo di Monte Croce Carnico. Sì, è un tema che periodicamente appare alla ribalta dell'attenzione della Regione e in questo caso abbiamo ritenuto di fare un protocollo molto importante con l'EN Carinzia proprio per fare uno studio congiunto sui temi della viabilità in montagna che partirà da Tolmezzo fino a Passo di Monte Croce Carnico. In questo contesto quindi verranno valutati da un pool di progettisti misto, ANAS per quanto riguarda l'Italia e dell'En Carinzia per quanto riguarda l'Austria, quali siano le migliori soluzioni per il tema del passo e d'altro lato quali sono i punti da mettere in sicurezza lungo tutta la strada. Questo in un'ottica di collaborazione fattiva transfrontaliera, ma anche di dare finalmente dei numeri sia per le realizzazioni che per le necessità per quanto riguarda il tema del Passo di Montecroce, un tema che ripeto molto spesso riappare certamente come esigenza di sicurezza e dall'altro come soluzioni che però non abbiamo mai esplorato fino in fondo per quanto riguarda gli impatti sia ambientali che economici. Una ventina d'anni fa si parlava addirittura dell'ipotesi di un traforo. Ma questa ipotesi appunto riappare ciclicamente, ha diverse posizioni, basso, mediano rispetto alla montagna, ma mai si è approfondito che cosa significhi in termini economici e in termini ambientali pensare ad un progetto di questo tipo. Credo che sia serio oggi che con questo protocollo esploriamo fino in fondo quali sono gli scenari possibili di soluzione del tema della sicurezza su questa strada di montagna che ha di necessità un tema di fattibilità, ripeto, sia economica che ambientale.